marchi e brevetti sono un valore per l'impresa, un valore che tanto più alla luce dello stop forzato a cui imprese e professionisti sono stati costretti nell'emergenza Covid sta emergendo come sempre più rilevante per i nostri clienti. Marchi e brevetti sono diritti cosiddetti titolati, che consentono all'impresa di mettere a riparo, di tutelare un valore intrinseco che sta all'interno del loro patrimonio. Abbiamo sperimentato nell'ultimo periodo che la consapevolezza del valore intrinseco rappresentato da marchi, brevetti e segreti commerciali comincia ad emergere anche tra le piccole e medie imprese, forse complice la crisi scatenata da questa emergenza sanitaria. Se prima la proprietà intellettuale era appannaggio delle grandi imprese, oggi anche la piccola e media impresa artigiana si rende conto di avere la necessità di difendere quei processi, quei metodi di lavoro, quel saper fare che costituisce la sua identità. Gli strumenti di tutela disponibili per un'impresa grazie al codice della proprietà intellettuale italiano sono diversi a seconda di cosa si intenda tutelare. In un'immaginaria piramide in cui all'apice stanno i brevetti, il diritto di titolato che è proteggibile per antonomasia attraverso la registrazione classica. Poi abbiamo i marchi, anche questi diritto titolato che è proteggibile attraverso l'apposita registrazione presso l'ufficio della proprietà intellettuale italiano o dell'ufficio della proprietà intellettuale europeo, e c'era fino a poco tempo fa una vasta zona grigia che prima non era difendibile, quella che è stata definita know-how, è oggi invece ampiamente difendibile grazie all'intervento del legislatore europeo che ha consentito la sua difesa attraverso diversi meccanismi di tutela. Dopo aver sperimentato in questa emergenza che la proprietà intellettuale è diventata sempre di più un'esigenza delle imprese e nostri clienti, abbiamo deciso di attivare un nuovo servizio, un'apposita sezione di proprietà intellettuale dello studio legale Cernaglia Caverzan che si occupa esattamente di questo. Chiarire alle imprese quali sono i beni intangibili che hanno a patrimonio, quelli che intendono sviluppare, e definire insieme le strategie di tutela. Marchi, brevetti e segreti commerciali sono l'oggetto dei servizi che abbiamo voluto affidare a questa nuova sezione a disposizione dei nostri clienti. Accanto ai tradizionali servizi di registrazione di marchi e brevetti abbiamo affiancato dei servizi ulteriori, le ricerche relative ai nuovi marchi, la possibilità di affiancamento a studi di comunicazione e grafici proprio per visionare quelle che sono le problematiche legali legate alla costruzione dell'immagine di un nuovo marchio, ma soprattutto abbiamo introdotto un servizio innovativo relativo alla tutela dei cosiddetti segreti commerciali, sulla base della normativa europea di recente approvazione. I segreti commerciali sono le cosiddette informazioni riservate tutelate dall'articolo 98 del Codice della proprietà intellettuale. Disegni, modelli, segreti, liste clienti, processi che non sono brevettabili oggi possono essere invece tutelati attraverso gli strumenti riconosciuti dal legislatore europeo. Abbiamo deciso di introdurre questi nuovi servizi attraverso lo sviluppo di una sezione dedicata alla proprietà intellettuale proprio perché abbiamo constatato che anche in questo periodo di emergenza sanitaria è aumentato il numero di frodi, contraffazioni e imitazioni servili. I nostri clienti sempre più spesso si recano da noi denunciando appunto questi fatti e dunque abbiamo deciso di mettere a loro disposizione le migliori professionalità per combattere questi tipi di fenomeni.